Buonasera, ben trovati a Sicilia 24, questi titoli. Tragedia sulle strade del Palermitano. Una ciclista di 41 anni, Nicoletta Rusu, è morta dopo essere stata travolta da un'auto durante un sorpasso. Feriti un altro ciclista e il compagno della vittima soccorso in stato di shock. Svolta nel tentato omicidio del 24enne ferito in via Fava a Catania, 3 arresti, tra cui la stessa vittima. La vicenda legata a una lite all'ex dogana tra gruppi rivali, seguita da una sparatoria avvenuta nella notte del 15 febbraio. Catania, salgono a 3 gli arresti per la sparatoria in piazza Montana. In 2 video lo scontro a fuoco tra i rivali di uno stesso clan. È ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Messina Antonio Siracusa, presidente di Sicindustria Agrigento. Dopo un incidente in moto avvenuto nel Messinese, sarebbe finito in una scarpata insieme alla compagna per sfuggire all'inseguimento di un branco di cani. Primo giorno d'estate, spiagge prese d'assalto anche nel Siracusano. In settimana è previsto un aumento delle temperature, comunque al di sotto dei 40 gradi. Oltre 40.000 spettatori allo stadio Franco Scoglio di Messina per la tappa siciliana del Tour di Eros Ramazzotti. 2 ore di concerto tra nuovi brani e grandi successi, con un'imponente produzione e il pubblico protagonista. Calcio, il Catania sfuma l'arrivo di De Giorgio, che ha scelto l'Empoli. Accelera sul nuovo allenatore. Profili di Gorgone e Longo restano in cima alla lista. Ancora ben trovati. Una tragedia alle porte di Palermo, perché un'auto ha letteralmente travolto un gruppo di ciclisti. È morta una donna di 41 anni, ma c'è anche un altro ciclista che è stato trasferito all'ospedale in Grassia. Indaga la procura di Palermo, l'automobilista avrebbe invaso la corsia opposta. Marco Gullà. Doveva essere una mattinata di relax, in bici, la sua passione. Una manovra azzardata di un automobilista ha però travolto un gruppo di ciclisti e per una donna di 41 anni non c'è stato nulla da fare. Siamo nei pressi di Pioppo, frazione di Monreale, alle porte di Palermo. A perdere la vita una donna romena di 41 anni, Nicoletta Rusu. Il compagno, che era con lei, è stato portato al pronto soccorso in stato di shock, mentre un altro ciclista è stato trasferito in ambulanza in codice giallo all'ospedale in Grassia, quindi non in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, durante una manovra di sorpasso in un tratto a linea continua, una Fiat 500X diretta verso Pioppo, condotta da Giuseppe Lucia, 38 anni, ha invaso l'altra corsia, investendo i ciclisti che andavano a Palermo. La donna è morta sul colpo. L'automobilista è stato sottoposto all'alcol test e agli esami per rilevare sostanze stupefacenti nel sangue dal personale della Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi. Il test sarebbe risultato negativo. La procura di Palermo ha comunque aperto un fascicolo. In queste ore i magistrati stanno valutando se contestare il reato di omicidio stradale. Tanti i post sulla bacheca della vittima che esprimono dolore e rabbia. Si legge: rimarrà per sempre il tuo sorriso contagioso, mai banale, il tuo animo gentile, altruista e generoso sarà difficile da dimenticare. Vogliamo ricordarti così, Nicoletta, con il tuo sorriso contagioso e solare, così come contagioso era il tuo amore per la bicicletta. E ci sono 3 arresti per la sparatoria dello scorso 15 febbraio a Catania, durante la quale è stato ferito un 24enne. Alla base un regolamento di conti per una lite che era scoppiata nella discoteca ex dogana tra un gruppo di giovani vicino al clan Santa Paola e un altro legato ai Cappello Bonaccorsi. Ma sentiamo Emanuela Corsi. C'è una svolta nel tentato omicidio di un 24enne trovato riverso a terra e sanguinante da alcuni residenti in via Fava a Catania. 3 persone sono finite in manette, tra cui la stessa vittima. I fatti risalgono alla notte del 15 febbraio scorso. A monte della sparatoria ci sarebbe stata una banale lite tra giovani avvenuta all'interno della discoteca ex dogana, durante la quale il fratello minore della vittima, vicino alla famiglia Santa Paola, e un altro minorenne, nipote dell'esponente di Cosa Nostra catanese, sono stati pestati da alcuni giovani di San Giovanni Galermo, vicini invece al clan Cappello Bonaccorsi.
Appresa la notizia, il 24enne e altre 5 persone si sarebbero recate a bordo di 3 motociclette dal quartiere di San Giorgio in via Capopassero per regolare i conti. Ad attenderli il gruppo rivale che controlla il rione, tra cui 2 arrestati armati di mitra e Kalashnikov. Da lì è nato uno scontro a fuoco e un inseguimento. Sono le 3:40. In queste immagini delle telecamere di videosorveglianza vediamo le 3 moto, in una delle quali viaggiava il 24enne, inseguite dalle auto. In prossimità dello stadio Massimino, all'angolo con via Fava, il giovane scende dalla moto e si lascia cadere a terra dopo essere stato colpito alla spalla destra. Gli altri fuggono. Alcuni residenti hanno chiamato poi i soccorsi e la vittima è stata portata all'ospedale Garibaldinesima. Il 24enne è stato arrestato per detenzione di arma da fuoco, gli altri 2 dovranno rispondere anche di tentato omicidio. E restiamo a Catania, sono saliti a 3 gli arresti legati alle indagini per la sparatoria di Piazza Beppe Montana. In 2 video che vi mostreremo le immagini del vero e proprio duello rusticano alla base del conflitto e dissidi interni al clan. Tonino De Mana. Salgono a 3 gli arresti per la sparatoria di Piazza Beppe Montana avvenuta l'11 giugno scorso a San Giovanni Calermo. Approfondite indagini e la visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso di risalire agli autori del conflitto a fuoco, pare innescato da fazioni interne al clan Cappello Bonaccorsi. In questa scena sembra di assistere ad un vero e proprio duello rusticano. Si spara, si risponde al fuoco e si rimane feriti. Nello stesso video si vede un altro protagonista che, arma in pugno, si destreggia per poi rifugiarsi dietro il chiosco bar. Quasi 30 i bossoli rinvenuti a ridosso della piazza. E da quella piazza, come in un film d'azione, si era allontanato il gruppetto in scooter con targhe occultate, intercettato in via San Paolo dai carabinieri del radiomobile e della compagnia di Gravina. Durante l'inseguimento uno dei passeggeri è caduto dal mezzo lanciando in un terreno circostante una pistola calibro 9x21 con il colpo in canna risultata rubata. L'uomo indossava una protezione balistica rudimentale realizzata artigianalmente con libri, coperte e nastro isolante. Il bilancio dell'operazione di 3 arresti eccellenti, tutti legati, come detto, allo stesso clan. Il primo arrestato è accusato di tentato omicidio, porto d'armi ed evasione dai domiciliari. Nella stessa notte è finito in manette un minorenne rimasto ferito nel conflitto a fuoco e poi trasferito nel carcere di Bicocca. Infine, lo scorso 17 giugno, la squadra mobile ha rintracciato il terzo giovane che durante la sparatoria si era appostato dietro al chiosco bar. Non si esclude che altri giovani possano essere coinvolti nell'indagine che ha visto impegnati polizia e carabinieri. Adesso ci spostiamo a Trapani dagli scavi nel giardino della villetta dell'ex medico Francesco Burrafato, arrestato come favoreggiatore di Messina Denaro. Saltano fuori, lo ricordiamo perché sono stati fatti appunto sono state fatte delle perquisizioni nei giorni scorsi utilizzando anche un escavatore. Dicevo, da questa operazione sono saltati fuori dei beni archeologici ma anche una pistola. Laura Spanò. Così come la famiglia Messina Denaro, anche l'ex chirurgo Francesco Burrafato, finito ai domiciliari su disposizione della Procura di Trapani, amava i reperti archeologici. Nella villetta di via Salita Sant'Anna, Erice, perquisita dal ROS nell'ambito delle indagini sulla rete di fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro, sono stati rinvenuti occultati nel giardino 35 tra elementi e frammenti litici di varie forme e dimensioni, 14 frammenti di selce, un vasetto miniaturistico frammentato in 2 pezzi, 31 monete di varie epoche, zecche e metallo, 2 punte di lancio e un orecchino in oro e perle. Accanto a questi beni c'era anche una pistola 38 Special marca Taurus Brasil con matricola, brasa e 12 proiettili calibro 38. Burrafato è indagato oltre che per favoreggiamento e procurata in osservanza della pena anche per detenzione di beni archeologici e arma. Nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto Burrafato non ha risposto. Per arrivare alla cosiddetta zona grigia, magistrati e investigatori di Palermo sono partiti da coloro che hanno fornito l'identità, hanno dato al boss la possibilità di curarsi, sono passati dalle amanti, dalle compagne fino ai familiari. Con Burrafato l'attività investigativa ha alzato il livello di ricerca delle complicità che hanno protetto il boss. Il medico è stato anche il compare di nozze della figlia maggiore di Messina Denaro, Rosalia, e Filippo Buttadauro. Un matrimonio da favola, racconta chi vi partecipò. La cerimonia si tenne alla favorita di Marsala, più di 700 gli invitati che banchettarono bevendo fiumi di champagne e cristal.
Le nuove intimidazioni di ieri nel quartiere Zen di Palermo suonano come una sfida allo Stato a pochi giorni dalla visita del ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Maglio Viola. La nuova mafia di Palermo Nord sfida lo Stato e lo fa apertamente, senza arretrare di un millimetro. Sembra essere questo il messaggio lanciato con le due nuove intimidazioni che ieri nel quartiere Zen hanno preso di mira non grandi esercizi commerciali, ma i barbieri. Una bottiglia incendiaria con la richiesta di pizzo è stata lasciata davanti al barbiere dello Zen e a Total No Limit Look, di fatto i due saloni maschili del quartiere. Una richiesta estorsiva che difficilmente potrà essere evasa, visto che, a prescindere, 5.000 euro di pizzo richiesti ad un barbiere non sarebbero comunque sostenibili. Ma il messaggio è chiaro: gli annunci di nuove telecamere e dell'arrivo di rinforzi per le forze dell'ordine promessi durante la visita del ministro Piantedosi, gli arresti per la prima ondata di bottiglie e intimidazioni non fermeranno la recrudescenza del racket, che invece continua ad allargare l'area delle proprie intimidazioni. Un clima sempre più preoccupante, a fronte del quale però c'è un nuovo segnale di resistenza. Anche allo Zen gli esercenti denunciano subito. Una novità non da poco, visto che proprio durante la sua visita Piantedosi aveva lanciato un appello proprio alla denuncia. Una sfida dopo gli incendi dolosi che hanno distrutto ben 2 depositi auto della Sicily Bycar e dopo le sventagliate di Kalashnikov contro ristoranti e parcheggi, che lo Stato non può permettersi di perdere, perché significherebbe lasciare il controllo del territorio a questa nuova generazione di una mafia che non è mai cambiata nel mandamento della Piana dei Colli. Ed è ricoverato in rianimazione al Policlinico di Messina il presidente di Sicindustria Agrigento, Antonio Siracusa, rimasto gravemente ferito in un incidente in moto nel messinese. Davide Sardo. Grave incidente nel messinese per il presidente di Sicindustria Agrigento Antonio Siracusa. L'imprenditore è ricoverato in rianimazione al Policlinico di Messina dopo un drammatico incidente in motocicletta. Secondo una prima ricostruzione, Siracusa viaggiava in sella alla sua moto insieme alla compagna lungo la strada tra Montalbano e Licona e Tripi. Alcuni cani randagi avrebbero improvvisamente aggredito e inseguito la coppia, facendo perdere il controllo del mezzo. La moto è finita in una scarpata e l'impatto è stato molto violento. Siracusa ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato all'ospedale di Patti, dove è stato operato d'urgenza per l'asportazione della milza. I medici stanno verificando anche possibili lesioni al pancreas e a un polmone. Dopo l'intervento, Antonio Siracusa è stato trasferito al Policlinico di Messina, dove si trova ricoverato in rianimazione. La compagna invece avrebbe riportato soltanto lievi traumi. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso ulteriori accertamenti. Lieto fine per una coppia di coniugi ottantenni che si era smarrita questa mattina nelle campagne del Nisseno dopo aver perso l'orientamento durante una gita in auto. L'uomo ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco. Decisiva l'intuizione di un operatore che in videochiamata è riuscito a riconoscere alcuni punti di riferimento e a localizzare i due anziani. La coppia, rimasta sotto il sole per circa un'ora e mezza, è stata ritrovata in buone condizioni di salute. Un nuovo centro aggregativo giovanile a Ragusa, realizzato nell'ambito del progetto Zero di To Hero. Facciamo spazio al futuro per contrastare l'isolamento e il malessere giovanile. Veronica Barbarino. L'unione fa la forza, uniti siamo tutto. Questa scritta riemersa durante i lavori di ristrutturazione è oggi il simbolo di un progetto che guarda al futuro dei giovani. Dal recupero di uno storico edificio in centro a Ragusa prende vita il nuovo spazio aggregativo per ragazzi, promosso dalla Fondazione San Giovanni Battista e sostenuto dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Noi qua vogliamo fare comunità, vogliamo creare socialità, vogliamo che tutti si sentano un'unica famiglia e insomma tutti possono vivere la loro dimensione ed esprimersi come meglio possono. Ci sarà tanto ascolto, tanto accompagnamento, ma saranno comunque loro, come dire, ad autocostruirsi e noi ad essere compagni di strada. I ragazzi tra i 10 e i 17 anni non saranno quindi solo semplici utenti, ma parteciperanno attivamente nella gestione, l'uso e la responsabilità degli spazi. 11 stanze e un giardino in cui portare avanti laboratori creativi e digitali, percorsi sportivi e iniziative culturali. Un intervento che restituisce non solo un immobile recuperato, ma soprattutto un nuovo punto di riferimento in città. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi nel primo giorno d'estate, anche appunto per il calendario, vi porteremo sulle spiagge del Siracusano. A tra poco.
E siamo tornati in studio, primo giorno d'estate, e i siciliani prendono d'assalto le spiagge complice, anche un innalzamento delle temperature. Andiamo nel siracusano con Francesco Aloi. Adesso è estate, anche sul calendario. Ogni giorno che passa il caldo si fa sentire sempre più. E così, quando si ha una giornata libera, tappa d'obbligo è la spiaggia. Qui siamo all'Arenella, una delle più amate da siracusani e non. Bellissimo, per noi è la prima volta oggi. Ratatouille casalinga, prosciutto a melone, poi penne a pomodoro. Finalmente è arrivata l'estate, c'è caldo, siamo qui in spiaggia, è bellissimo. Ormai la stagione è iniziata a tutti gli effetti, tra chi pensa ad abbronzarsi e chi invece si tuffa per trovare un po' di refrigerio. Certo, assolutamente, con questo caldo c'è un sacco di gente, però non ce l'aspettavamo sinceramente. Sicuramente il caldo c'è sempre, come tutti gli anni in Sicilia. Questa volta comunque l'anticiclone africano non ha centrato la Sicilia. 34-36 gradi, le temperature più alte previste in settimana. Naturalmente quando si sta al sole la crema protettiva non deve mai mancare. E poi copriamo la testa e gli occhi con il cappello e gli occhiali e cerchiamo di consumare cibi ricchi di acqua. Oltre i 2 litri d'acqua nella giornata consumiamo frutta fresca, verdura, abbiamo l'anguria, abbiamo il melone. Tanta acqua, frutta e verdura quindi, e ovviamente mare. La città di Custonaci e il suo territorio entrano tra le mete più apprezzate d'Italia, riconosciuta da Legambiente come la città con il mare più bello 2026. Laura Spanò. È Custonaci, in provincia di Trapani, la città con il mare più bello 2026 della Sicilia. La menzione arriva da Legambiente, che ha premiato la città trapanese a Venezia. Assieme a Custonaci premiate altre 8 amministrazioni locali provenienti da tutta Italia che si sono contraddistinte in questi anni per iniziative o attività meritori dal punto di vista turistico e ambientale. I vertici nazionali di Legambiente hanno deciso di premiare il comune di Custonaci per l'importante lavoro di rivalutazione dell'identità culturale e del patrimonio materiale e immateriale, per i progetti di sviluppo del turismo sostenibile e di protezione ambientale, per il percorso di innovazione progettuale che il comune già da tempo ha intrapreso. Soddisfatto il sindaco Fabrizio Fonte. La città di Custonaci è stata insignita di questo bellissimo titolo, il mare più bello 2026. 8 comuni, l'unico siciliano è il nostro, è un motivo certamente di orgoglio, ma è l'idea che ci sia un percorso che è stato tracciato ma che deve essere perseguito e portato avanti anche nei prossimi anni, attraverso una squadra amministrativa che veramente sta spendendo per far crescere tutto il nostro litorale, la concezione del mare come elemento del paesaggio dal punto di vista naturalistico, della sua fruizione, nelle migliorie dal punto di vista visivo, iniziate dal parco giochi per i bambini, piuttosto che dal MAC, Museo di Arte Contemporanea in riva al mare, e tanti lavori che si stanno realizzando, l'efficientamento energetico nella piazza centrale, tutto quello che ruota attorno. Quindi è un percorso avviato che vogliamo portare avanti anche nei prossimi anni per raggiungere ulteriori obiettivi. E adesso alla musica, ma anche alle bellissime immagini che vi mostriamo dello show imponente di ieri di Eros Ramazzotti a Messina. Emanuela Corsi. Siete i ragazzi di oggi, anime nella città. Non solo ragazzi di oggi, tra i 40.000 spettatori che hanno preso parte al concerto di Eros Ramazzotti al Franco Scoglio di Messina, tappa siciliana di Una storia importante World Tour. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. 2 ore di grande spettacolo nelle quali l'artista romano ha proposto i brani del nuovo album accompagnati dai grandi successi di oltre 40 anni di carriera. Una terra promessa, un mondo diverso dove c'è i nostri pensieri. Un imponente palco di quasi 500 metri quadrati, 5 maxi schermi e 2 passerelle che hanno permesso al cantante di avvicinarsi ed interagire da vicino con il pubblico. Sulle labbra rosse che ha, vorrei sentire. Ramazzotti, tra gli artisti italiani più conosciuti a livello internazionale, ha duettato con star del calibro di Tina Turner, Cher, Alicia Keys, Anastasia e Ricky Martin.
E intanto a Palermo Paul McCartney è atterrato all'aeroporto della città siciliana con un jet privato in tarda mattinata. Il cantante dei Beatles ha scattato, lo vedete, con una foto con il personale dello scalo che è stata pubblicata sulle pagine social dell'aeroporto. Non si sa quale sia la destinazione finale del musicista, che il 18 luglio ha spento ben 84 candeline, quindi insomma sta per compiere 85 anni. Adesso ci fermiamo ancora e poi il calcio. E siamo adesso al calcio con il Catania, ancora ai casting, diciamo così, per la panchina. Longo e Gorgone, i nomi del momento, più Diana, ma ci dice tutto Marco Carli. Avanti un altro, il Catania, recepita la virata di De Giorgio verso Empoli, deve chiudere con un'alternativa. Il progetto, che si vorrebbe biennale, non può ovviamente prescindere da una guida in panchina, da una rosa da modificare e da ringiovanire, alla ricerca di un'espressione di gioco migliore. E allora si guarda i nomi con l'obiettivo di risolvere ora un toto allenatore che sta diventando estenuante. Partiamo da Giorgio Gorgone, vice con Stellone in panchina in varie piazze, poi capo allenatore per 2 anni a Lucca e la scorsa stagione a Pescara in B, con una squadra in grande difficoltà che da debuttante ha provato a salvare con un mese di marzo super, ma senza riuscirci, crollando nel finale. Allenatore elastico, negli ultimi anni ha giocato a 3, ma a Pescara da febbraio ha virato sulla linea a 4. Calcio propositivo come quello di Emilio Longo, giocava bene il suo Picerno come il suo Crotone, soprattutto l'ultimo anno. Partito dal 4-2-3-1, l'ha cambiato in 4-3-3 dopo il mercato di gennaio, crescendo nella qualità del gioco. È stato vicinissimo al Foggia, ma ora le cose potrebbero anche cambiare. Sullo sfondo ancora Diana o Troise. Dopo 2 trattative arenate, il Catania cerca la terza strada con l'obiettivo di arrivarci il prima possibile, anche perché Varrà poi sarà chiamato ad un lavoro non facile sul mercato, per l'alto numero di giocatori in rosa, per provare ad abbassare monte ingaggi e trovare qualche giovane interessante, in una stagione che non è ancora partita, ma pare già complicata. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. A tutti un buon proseguimento di serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.